Ai piedi della lunga montagna, bagnato da acque cristalline, protetto da antiche torri, arricchito da importanti tradizioni, qui, sulla costa del più grande golfo di Sicilia, c'è un paese a cui non manca nulla. Ha pure un aeroporto. Vieni a Cinisi, resterai affascinato. Coral Beach Bar, un'oasi a 10 metri dalla spiaggia Magaggiare di Cinisi, nella straordinaria terrazza sul mare. Il ristoro nelle ore più calde del mattino, il relax di un aperitivo al tramonto, le fresche sere d'estate, gustando tante specialità. A Cinisi, spiaggia Magaggiari. Per la salute dei tuoi occhi, affidati solo a dei veri professionisti. Affidati a Teleottica Carla. Serietà, esperienza, massima affidabilità. Tutta la professionalità di ottici qualificati. I migliori occhiali da vista e da sole delle marche più prestigiose. Ampia scelta di lenti a contatto per ogni necessità. A Cinisi, Corso Umberto 98, a Terrasini, via Perez 78. Teleottica Carla, ottici di fiducia. Il mare cristallino, la sabbia purissima, la spiaggia attrezzata. A Magaggiari Cinisi, il Lido Melangolo. Tutti i servizi balneari per una giornata in pieno relax e con tutti i comfort. Che dire, vi aspettiamo! Magaggiari a Cinisi, un'estate di mari e d'amori. Dove siamo? Siamo nella spiaggia Magaggiare di Cinisi, in Sicilia, in Europa. Europa. Siamo a mare. Oggi ci troviamo alla spiaggia Magaggiari di Cinisi, una spiaggia molto bella, molto affollata, difficile, impossibile trovare pure un parcheggio anche a pagamento. E noi siamo stati raccomandati perché noi siamo quelli di Prima Radio! Siamo mari. Allora amici, abbiamo incontrato, scusate se non è truccato, ma lo possiamo truccare, uno degli attori più attoriali di Re Siciliano e molto riduttivo. Lui è Maurizio Bologna, così non lo riconoscete perché così malapena manco italiano, però è di una bravura, è il secondo più bravo attore d'Europa. Allora, come si prosegue quest'estate? Ti stai divertendo? Sì, sto venendo, sono arrivato ieri da Napoli, che stiamo facendo un bel lavoro, ora faccio un giorno di mare, no, 2 giorni di mare, lunedì si riparte. Sempre a Napoli, Roma. Ah, no. Tu dove sei? Tu dove stai andando tu? Io sto andando spiaggia a spiaggia. Spiaggia, sta a fare scogli. La cosa che più ti piace in estate fare, oltre che venire a mare? Te la devo dire? Carimilla. È quella che mi piace fare pure in inverno. Vedi che è intelligente, quella la faccio intelligente, tutto l'anno. Autunno, inverno, primavera, estate. Tu scudassi tu o picchi solo acqua e zucchero? No, cioè, ti devo dire che non è che l'ho dimenticato io. E lo so che si è dimenticato. La cosa strana, sai cos'è? Che sono nati insieme, però lui è morto poi prima. Si sono separati alla nascita, secondo me. L'altra mattina presto con la mattinata e 4 nudo sono entrato in acqua, l'acqua mi arrivava sopra l'occhio, c'è disgraziata, manco quando ti stanno hanno in sa testa. Ciao Maurizio, è stato un piacere, salutiamo, sono le tue signore, le tue mogli questi? Cioè, grazie, è stato un piacere, combatteteci. Lei si chiama? Walter. Walter? Sì. Non è siciliano, almeno dal nome non mi sembra siciliano. No, sono mezzo tedesco, mezzo italiano e mezzo americano. Qual è la tua tedesco? Qual è quello tedesco? Perché io parlo tedesco. Walter è il nome tedesco, Walter è il nome inglese, ma è la stessa persona. Cosa le piace di più della Sicilia? La Sicilia mi piace perché siamo noi, senza gente che
viviamo delle esperienze nostre e degli altri, quindi siamo contenti di stare qua. E noi siamo... Perché è finito che andare via, mi tocca. Già è finito le vacanze? Ai. È il secondo tedesco che conosco. Sì. Il primo è stato, diciamo, più che altro mia zia. No. L'altra volta mia zia mi diceva che non si ricordava. Dice, ma come si chiama quel tedesco che mi ha fatto perdere la testa? Alzheimer si chiama, zia, Alzheimer. È stato un piacere, si diverta. Grazie. Buona estate, Walter. Buona estate. Voi non siete siciliani? No, si viene da Lucca, Toscana. E c'è In Toscana. Lucca è vicino a... Nell'Arte Italia. No, centro. Nel centro Italia, dopo Roma. A nord di Roma, molto assai a nord di Roma. Firenze, la presente, dov'è Firenze? Sì, Firenze, le porti un bacione a Firenze. Io in geografia ero bravissima a scuola. Allora, È stato bocciato sempre. No, una volta in effetti, però... il maestro una volta mi ha fatto una domanda difficile di geografia. Cioè, dove si trova la Tanganica? Ci sei nella 500. Nica sarebbe piccola in siciliano. Dove si trova la Tanganica? Si trova la 500, quella grande, no, Mercedes. Lei invece si chiama Fabrizio. somiglia a un attore. Che attore chi è? Non so chi è attore. A quello che faceva il film di Tarzan. Sì, Cita. Così. Cita, somiglia a Cita. Bell'attore, Bella bellura. E sua moglie, la signora? Sua moglie è quella che si tiene in disparte. Venga signora, venga. Venga, facciamo una cosa bella, venga qui. Accanto a suo marito, non accanto a mia. No, accanto a mia. Signora, io pure continentale sono, minchia, non si sente dall'accento, venga qui. Siciliano puro. Portare sale, io di Torino sono, e che noi mica facciamo, venga signora. Allora, lei deve fare una cosa, la sua signora permette che venga qua, portare sale, minchia, ma siete d'indici toscanacci, venga qua. Lei che bella donna, si faccia vedere alla telecamera, si mette in piedi, assassina a suo Dove marito. si vede questa telecamera poi? Perché noi bisognerà anche vedere. In tutto il mondo, siamo sui social. Oggi i social arrivano in tutto il mondo. Tutto il mondo. Sì, i social in tutto il mondo. Su Facebook, lei c'ha la pagina Facebook? Prima radio, Minchia, consumato sempre. Va bene. Allora io vorrebbe, sì, parlo in italiano così mi capite, io pure italiano, vorrebbe sì, farvi ritornare indietro nel tempo. Lei se lo ricorda quando ha incontrato suo marito e soprattutto suo marito ha dichiarato l'amore per lei, quando non se lo ricorda? Lei se lo ricorda? E allora facciamo una bella scena d'amore. Lei si dichiara a sua moglie. Secondo me, ho capito. Secondo me. Che devo fare? La dichiaro ora? Si torna indietro nel tempo. È passato questo tempo, ormai è passato. Il passato è passato, dai. Suggerisco io. Faccio il suggeritore, no? Il gobbo, faccio il gobbo. Negli occhi, guardano negli occhi. Sì, la guarda negli occhi. Aspetta che mi levo anche gli occhiali. La guardo meglio. Silenzio, per favore, stiamo girando. Silenzio, allora. Stiamo girando. Gli dai la mano. Mano, via. Amore. Amore, Così. Ci deve mettere l'enfasi. L'enfasi. Amore. Metterci l'enfasi. No, non lo l'Impes, mettiamo l'Impes. Metterci l'Impes. Bravo, attenzione. Mettiamo l'Impes. Amore. Ma non lo devi dire. Guarda, zitto, ti bottare sale, zitto. Amore. E lo deve dire. Iddu, no, lei. No, come si chiama? Lei come si chiama? Tiziana. La chiamo Carmela. Sì, no, la Carmela è proprio un siciliano. No, Concetta. Mamma mia, di male in peggio. Vabbè, Rosalia che è il nome continentale. Rosalia. Tu non essere subito, capisci? Fai un pochettino, tirati l'anticchia, poco però. E tu, amore. Sì, amore. Guarda il sole. Sì, guardo il sole e casca la luna.
Minchia, come attore non vale niente. No, infatti ho detto che io ero un attore, ma proprio io zero come attore. Vieni qua, portala per lì. Amore, guardo il sole e vedo te. Ah, amore, guardo il sole e vedo te. Amore, guardo il mare e vedo te. Guardo il mare e vedo te. Amore. Amore. Guardo la luna e vedo te. Guardo la luna e vedo te. Amore, guardo le stelle e vedo te. Amore, guardo le stelle e vedo te. E metti da parte il rompimento dei coglioni. Dalle cucce! Dalle cucce! Dalle cucce! Siamo a mare, dalle cucce! Avevamo pensato di fermarci un po' e bere qualcosa di fresco. Giustamente gli amici Calandra e Calandra dice ma andiamo a trovare un bis che ne offre qualche cosa di fresco. Non godo. Quindi possiamo prendere una cosa calda e una cosa fresca. Partiamo la spesa a metà. Così si dà a mare proprio, sì. Ragazzi, sunno a mare, ci vogliamo dire in musica che sunno a mare. Siamo a mare, siamo tutto a mare, siamo a mare, ma tutto a mare, siamo 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 a mare. Allora, lui è consigliere comunale, ex assessore, Salvo Biondo. Bravo, ma c'hai ancora una memoria di ferro. Sì. Invece colui è assessore Angelo Nicchi. Nicchi è il cognome, Angelo Nicchi Angelo. Nicchi italiano. Lui invece è chi che comanda a chiostare tutto. È sempre io sono. Come ti chiami? Filippo, bravo. La mia domanda era ben precisa. Che cosa gli piace fare di più in estate? Allora, in estate a me piace andare a mare. A mare. Come tutti. Però più che altro preferisco andare in barca con l'assessore, con la barca dell'assessore. L'assessore si dice a barca. E io ci scocco la barca, faccio da un assessore che sono il consigliere comunale. Però prima era assessore io, poi è diventato assessore lui, ora sono di nuovo io, quindi si prevede un ritorno. Quindi mi piace venire qua in spiaggia, al Melangolo, anche alla Tonnara, però di più andare in barca da lui. Visto che con l'assessorato lui si è fatto la barca, lo ha detto lei? No, non ho detto questo. La stava perdendo in realtà. Con l'assessorato ora è andato a fondo. No! Quando lui è assessore! Lasciala andare finché la barca va. Tu non remare finché la barca va. Stai a guardare quando l'amore viene il campanello suonerà. Quando l'amore viene il campanello suonerà. Diceva l'assessore che io, proprio perché non faccio serata a Cinisi, ancora sono in una certa situazione economica. L'altro giorno è venuto Padre Antonio da me, mi suonava il campanello, mi disse: figliolo, questa casa è stata benedetta da Sant'Antonio, se no è stata pignorata da San Paolo. E quando cantava Bacia, Credeteci un po' di più, dai. C'è un po' di enfasi, un po' di passione. Rifacciamo. Manca l'asino proprio. Manca proprio un Cicaretto di lume cori, come io dai a sturdari. Cicaretto di lume cori, come io dai a sturdari. Seconda strofa.
tu viverai, dire non terra bagnato, come su zuccherato, in cielo terra spiccia, in bello sua via, santa lunga pinzoni, scicaretto di lume cori, campa tua e cuore mori, scicaretto di lume cori, campa tua e cuore mori. Per chiudere, e quando cantava facevi scicaretto di lume cori, campa tua e cuore mori, scicaretto di lume cori, campa tua e cuore mori. Di nuovo tutto scicaretto! Grazie. Abbiamo trovato una bellissima famiglia di sceicchi. Viva il Molise! Grazie caro, grazie. Siamo a mare, siamo tutti a mare, 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 siamo a mare. Siamo a mare, siamo tutti a mare, 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 siamo a mare. Siamo a mare, siamo tutti a mare, 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 siamo a mare. Siamo a mare, siamo tutti a mare, 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 siamo a mare. Coral Beach Bar, un'oasi a 10 metri dalla spiaggia Magaggiare di Cinisi, nella straordinaria terrazza sul mare. Il ristoro nelle ore più calde del mattino, il relax di un aperitivo al tramonto, le fresche sere d'estate, gustando tante specialità. A Cinisi, spiaggia Magaggiari. Per la salute dei tuoi occhi, affidati solo a dei veri professionisti. Affidati a Teleottica Carla. Serietà, esperienza, massima affidabilità. Tutta la professionalità di ottici qualificati. I migliori occhiali da vista e da sole delle marche più prestigiose. Ampia scelta di lenti a contatto per ogni necessità. A Cinisi, corso Umberto 98, a Terrasini, via Perez 78. Teleottica Carla, ottici di fiducia. Il mare cristallino, la sabbia purissima, la spiaggia attrezzata. A Magaggiari Cinisi, il Lido Melangolo. Tutti i servizi balneari per una giornata in pieno relax e con tutti i comfort. Che dire, vi aspettiamo! Magaggiari a Cinisi, un'estate di mari e d'amori. Ai piedi della lunga montagna, bagnato da acque cristalline, protetto da antiche torri, arricchito da importanti tradizioni, qui, sulla costa del più grande golfo di Sicilia, c'è un paese a cui non manca nulla. Ha pure un aeroporto. Vieni a Cinisi, resterai affascinato.